Incubo per l'attivista afghana bloccata a Kabul che potrà arrivare in Italia e riabbracciare suo fratello Ahmed Ahmadi, ristoratore trapiantato da anni a Venezia, il grazie dell'uomo. Da Treviso a Venezia e Padova, decretato lo stato di crisi per i territori colpiti dall'ondata di maltempo di lunedì sera. La firma del governatore Zaia in queste ore conta dei danni ancora in corso. Autosbanda finisce contro un camion, drammatico incidente a Trevignano. Alla guida dell'auto una donna incinta all'8° mese, la donna ferita, paura per il bimbo in grembo. Rapinava negozi e bar armato di coltello e con i bottini pagava regali alla fidanzatina e pizze agli amici. 17enne della Bassano Bene arrestato da polizia e carabinieri. È il momento per pensare alla terza dose di vaccino per gli anziani delle case di riposo. A chiederlo l'Unione Regionale delle Case di Riposo, che ha scritto una lettera al ministro Speranza. Decreto sostegni bis, in arrivo 27 milioni al Veneto per la scuola. L'assessore regionale Donazzan, obiettivo trovare nuove aule e spazi per garantire il distanziamento. Dopo le accuse dell'estrema destra per l'elogio a Gino Strada e la replica dell'assessore Marcato striscione allo stadio a Piani contro il politico padovano. Nel frattempo un gruppo di alpini bellunesi intitola a Gino Strada la nuova via da loro aperta sulla parete nord di Cima Gea sulle Dolomiti. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il dramma che si sta consumando in Afghanistan e la bella notizia: Zahra è salva, l'attivista afghana bloccata a Kabul potrà arrivare in Italia e riabbracciare il fratello Ahmed Ahmadi, ristoratore trapiantato da anni a Venezia. Ringrazia giornalisti, politici, amici Ahmed Ahmadi in un lungo post pubblicato su Facebook. Zahra è salva. Notizia tanto lapidaria quanto attesa e commovente. Il ristoratore afghano trapiantato a Venezia, che nei giorni scorsi ha rivolto numerosi appelli affinché sua sorella, attivista e imprenditrice bloccata a Kabul dai talebani, riuscisse a raggiungerlo in Italia, e ora scrive il suo è salva, affidato ai social. È un liberatorio sospiro di sollievo che scrolla di dosso il dolore, l'incertezza, la concitazione di queste ore infernali in cui è piombato l'Afghanistan. La notizia del rientro, spiega, è stata tenuta nascosta dalle 4:30 di stamane fino all'ufficialità che conferma Zahra in mani sicure. Zahra è finalmente al sicuro sotto la protezione dei nostri militari. La bellissima notizia è arrivata all'alba. Presto arriverà a Venezia e stiamo preparando davvero una bella sorpresa per il suo arrivo. E la politica si stringe nell'abbraccio simbolico dopo giorni in cui il Ministero della Difesa, il mondo della diplomazia si sono adoperati, e non solo per il rientro di Zahra. Dobbiamo attivare subito come Europa corridoi umanitari, canali legali di accesso per consentire ai profughi e a queste persone di raggiungere posti sicuri. Rischiano la vita, rischiano il loro futuro. Non possiamo girarci dall'altra parte. Operare con l'Europa per attivare corridoi umanitari e canali d'accoglienza per donne e bambini che stanno vivendo ore drammatiche. L'opinione condivisa dalla politica, cui fanno eco le parole di Ahmed, fratello di Zahra. Il popolo del mondo ha un cuore debole per l'Afghanistan. Tocchiamolo. Maltempo, decretato lo stato di crisi per 5 province in seguito al fortunale di lunedì sera, mentre si discute sul problema degli alberi che costantemente il vento abbatte a decine. Treviso, Padova, Verona, Vicenza e città metropolitana di Venezia. Il presidente della regione, Luca Zaia, ha dichiarato per queste 5 province lo stato di crisi in seguito al maltempo di lunedì sera. Il decreto rimarrà aperto in attesa che i comuni effettuino un preciso censimento dei danni provocati alle opere pubbliche e ai privati. È stato il vento a causare i problemi maggiori, abbattendo alberi e spezzando rami. La caduta di piante sta diventando una costante in caso di temporali, con tutti i rischi che questo comporta, soprattutto a livello di viabilità. Fausto Pozzobone, esponente di Lega Ambiente, spiega che il problema nasce a monte. Sicuramente il cambiamento climatico incide, quindi grandi movimenti di aria, grandi venti, però poi bisogna vedere dove sono stati piantati, insomma. Qua abbiamo un esempio, poi lo vedremo, un esempio di come non si devono piantare gli alberi. Il filare lungo questa strada a Macerata fa riflettere: gli alberi piantati non hanno neppure lo spazio per svilupparsi. Qua le radici non si sviluppano perché poi magari sotto c'è anche cemento
cemento e cercano in tutte le maniere di sopravvivere, e le radici sono compresse all'interno di aiuole strettissime, e quindi quando arriva un temporale, arriva un po' di aria, assolutamente questi schiattano. Piante sofferenti e quindi più esposte alle malattie, tanto da spezzarsi anche a metà tronco. Dobbiamo cominciare a pensare a zone per le piante completamente diverse. Dobbiamo pensare a più zone dove poter creare boschi. Gli alberi vanno potati in modo da equilibrare le chiome e nutriti adeguatamente. Detto questo, è anche vero che ogni qualvolta si ipotizzi di rimuovere piante pericolose o malate, insorgono gli ambientalisti. Questa sensibilità, che però secondo me dovrebbe essere incanalata, e qua penso che ci siano responsabilità anche da parte delle associazioni ambientaliste, sia incanalate all'interno di un ragionamento per cui tu sacrifichi un albero e hai la possibilità poi di piantarlo non un altro albero, ma 2-3 altri alberi all'interno di strutture boschive. A Istrana, ora dov'è corsa contro il tempo per riparare il tetto della scuola elementare scoperchiato dalla tromba d'aria di lunedì. Le ditte incaricate dal comune rimuovono le lamiere dalle case e dal cortile della scuola elementare. Un centinaio bambini che frequentano questo istituto, inagibile perché privo di buona parte della copertura, strappata dalla furia del vento. Ora la sfida è riparare il tetto entro il suono della prima campanella tra meno di un mese. Stasera stanzieremo con variazione di bilancio d'urgenza un 100.000 euro per rifare la copertura, impermeabilizzare, e quindi stiamo lavorando veramente per riuscire a garantire l'avvio dell'anno scolastico in piena sicurezza. Lunedì sera, verso le 10, una tromba d'aria ha seminato attimi di paura tra queste case. Fortissimo vento, noi ci siamo riparati in casa, praticamente nel punto più sicuro della casa. A un certo punto abbiamo sentito due rumori molto, sinistri, rumori che non avevamo mai sentito. Era tutto buio perché la corrente era stata tolta, e con la luce dei fulmini, dei lampi, abbiamo notato delle chiazze bianche sulla proprietà, sul giardino, e ho immaginato subito che fosse la scuola. Il tetto infatti era caduto praticamente ovunque. Il fortissimo vento, dopo aver causato il cedimento della grondaia sul cornicione, ha potuto infilarsi fra gli strati di materiale della copertura, guaina, polistirolo e lamiera, e come una potente leva ne ha provocato il repentino distaccamento. Se i pezzi di polistirolo sono volati ovunque, anche a centinaia di metri, la parte in lamiera, frammentata in 4 grandi fogli, sospinta dalle raffiche, è andata a scagliarsi sulle abitazioni confinanti. Qui le lamiere, dopo aver sfondato il tetto del ricovero attrezzi, si sono accartocciate sul terrazzino di questa casa, sventrando la tapparella ed incuneandosi per 2 metri all'interno della stanza, fortunatamente adibita a ripostiglio e quindi senza persone all'interno. Nell'abitazione adiacente le lamiere sono prima rimbalzate sulla rete dell'orto per poi andare a posarsi in parte sul muro e in parte sulla recinzione esterna. Ci sono danni materiali, è arrivato appunto, si è incastrato addirittura nelle case vicine, però non ci sono danni a persone, e questo è l'importante. Nel comune i danni ammontano in tutto a circa 200.000 euro, colpiti anche gli impianti sportivi e il parco di Villa Lattes, dove la furia del vento ha spezzato diversi rami dei secolari cedri e addirittura abbattuto una parte del muro di cinta. E non bastava la gestione dell'emergenza, Covid, a volte arrivano proprio anche questi eventi così estremi che ci prendono, dico di sorpresa, ma ormai non più tanto, e che veramente ci mettono sotto pressione. La cronaca: grave incidente a Musano di Trevignano, in provincia di Treviso, ferita una donna di 42 anni, incinta, residente nel Padovano. Uno schianto violentissimo e l'auto è finita in una piccola scarpata. Il frontale tra una vettura e un autocarro è avvenuto in località Musano di Trevignano. Ad avere la peggio l'automobilista, una donna di origini marocchine di 42 anni, incinta quasi al termine della gravidanza, residente nel Padovano, a Loreggia. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Paura per la mamma e il piccolo, che sono stati trasportati con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente un altro camionista che si trovava proprio dietro all'autocarro. Si è avvicinato alla donna in stato di shock. Cosciente, ma quasi per crollare del tutto, giustamente. Mi sono aggrappato sulla bimba che avevo in pancia di cercare di tenerlo sveglio, ma più che altro non sapevo cosa dirlo.
ha provato a calmarla, a tenerla sveglia fino all'arrivo degli operatori del SUEM 118. La dinamica del grave incidente al vaglio ora della polizia stradale. Secondo i primi accertamenti, la donna, forse per un malore, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo pesante. La macchina ha invaso la corsia del camion, il camion con tutta la sua, l'ha messo tutto per salvarlo, ma era inevitabile. Ha provato tutto il camionista, 68 anni, di San Martino di Lupari, per evitare l'impatto, ma il frontale è stato inevitabile. Alla polizia stradale ora il compito di fare luce sulla dinamica dell'incidente. La donna trasportata al Cafoncello non sarebbe in pericolo di vita, così come il bambino, che sono rimasti in ospedale sotto osservazione. Rapinava negozi e bar armato di coltello e con i bottini pagava regali alla fidanzatina e pizze agli amici. Arrestato un 17enne della Bassano Bene. Sentiamo. Armato di coltello o cutter entrava nei bar e nei negozi che aveva individuato con una freddezza inaudita davanti a bariste o commesse impietrite. Raggiungeva il registratore di cassa, lo svuotava e si allontanava. Con i soldi pagava le pizze e comprava regali agli amici e alla fidanzata. 3 rapine in un mese, protagonista un 17enne della Bassano Bene, incastrato in poche settimane da un lavoro congiunto tra Polizia di Stato e Carabinieri di Bassano. Il minore è stato immortalato dalle telecamere della videosorveglianza che hanno permesso agli inquirenti di identificarlo. Tutti e 3 i colpi in quartiere Firenze, alla pasticceria Marcon, al bar L'Incontro e al Nido. Qui pare abbia addirittura fatto un sopralluogo qualche giorno prima. Le forze dell'ordine hanno seguito 2 strade. I carabinieri si sono concentrati sulle immagini della videosorveglianza che li ha portati, vagliando fotogramma per fotogramma, a notare un'evidente anomalia nella camminata del rapinatore. Siamo riusciti a notare un elemento, un particolare di questa persona che lo ha reso identificabile anche rivolgendoci alle persone sul territorio e ai negozianti che avevano subito la rapina. Parallelamente alla polizia è giunta segnalazione da una residente che aveva subito un furto in abitazione e aveva riconosciuto il ladro. Gli agenti del commissariato hanno così perquisito l'abitazione del giovane trovando prove schiaccianti. Siamo andati a casa di questo ragazzo dove troviamo dei gioielli, un coltello e nient'altro, solo che gli operatori di polizia sono stati molto bravi perché con un rapido sguardo vedono appoggiato su una sedia degli indumenti che ricordavano quelli del rapinatore. E qui hanno rinvenuto il cutter giallo, poi riconosciuto da una barista. Contestualmente la polizia ha rinvenuto ricevute di un compro oro della zona cui il 17enne aveva venduto gioielli rubati ai suoi genitori. E anche qui si apre una seconda fase di indagini che riguarda chi gestisce l'attività, visto il divieto di acquistare preziosi da minorenni. C'è di più, perché il 17enne in un caso aveva mandato un amico a vendere un anello prezioso della madre che era stato valutato pochissimo rispetto al suo valore reale. Il minore ora si trova in una comunità, si è giustificato dicendo che lo faceva per noia ed emulazione. Accusato di aver ucciso il vicino di casa, fucilate, si è tolto poi la vita in carcere. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda che ha scioccato Marano Vicentino. Il PM Jacopo Augusto Corno ha aperto un'inchiesta sul suicidio in carcere di Gelindo Grisotto, l'omicidio reo confesso di Mario Testolin, il pensionato freddato con 2 colpi di fucile a Marano Vicentino. La procura dunque vuole fare chiarezza sul gesto estremo del muratore, che era stato subito indiziato come principale responsabile dell'agguato omicida. Grisotto infatti era stato subito fermato e portato in caserma dai carabinieri di Tiene, dove aveva sostenuto un lungo interrogatorio durato ore. Una volta confessato l'omicidio, l'uomo era stato condotto poco dopo la mezzanotte nel carcere di Vicenza e rinchiuso in una cella di isolamento. 5 lunghissime ore prima della scoperta del corpo, ormai esamine da parte di una delle guardie del carcere. È su questo lasso di tempo che l'autorità giudiziaria vuole fare chiarezza per capire se la disgrazia potesse essere evitata. L'uomo particolarmente provato aveva manifestato una condizione di fragilità psicologica. In passato aveva anche sofferto di disturbi depressivi, circostanze che avevano convinto il magistrato a richiedere una stretta sorveglianza da parte del personale del carcere. Una disposizione consegnata ai carabinieri, contenuta nel cosiddetto biglietto di carcerazione. Una volta giunto alla casa circondariale del Papa, il protocollo anti-Covid prevede che i nuovi detenuti debbano trascorrere un periodo
periodo di isolamento e anche per questo a Grisotto era stata assegnata una cella singola. È stato con il controllo con lo spioncino, avvenuto poco dopo le 5, il momento in cui la guardia ha scoperto il suicidio e ha chiamato i soccorsi. Poco dopo le 8 sono iniziati i rilievi disposti dal magistrato, che ha raccolto documenti, informazioni e foto utili per cercare di fare chiarezza. Sulla salma trasportata all'obitorio è stata autorizzata l'esecuzione dell'autopsia. È stato ritrovato il ragazzo di 16 anni che si era allontanato da casa a Monselice alle 8 di ieri mattina. La famiglia aveva subito denunciato la scomparsa e da quel momento erano partite le ricerche coordinate dai carabinieri. La buona notizia, proprio poco fa il giovane sarebbe attualmente in viaggio in treno verso casa. Le ricerche sono state quindi interrotte. E restiamo nel padovano, emergenza coronavirus, bilancio in chiaroscuro da parte dell'azienda ospedaliera di Padova, che ha visto un aumento dei ricoveri in questa settimana. Intanto sono già 5 gli operatori Novax che sono stati sospesi. Sono 4 infermieri e un operatore sociosanitario, i primi Novax sospesi tra quanti lavorano all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. Un procedimento che il direttore generale Giuseppe Dalben riassume così. E queste 5 persone non potevano essere collocate in altra situazione lavorativa e perciò sono state sospese. Non avevano una motivazione valida per non essere vaccinate. Intanto il coronavirus continua a essere un osservato più che speciale, anche se il dato con cui esordisce il direttore generale nel suo bilancio settimanale è di quelli che lasciano qualche spiraglio di speranza. In una settimana in Veneto sono diminuiti i nuovi positivi, meno 763 in tutta la regione, meno 82 nella provincia di Padova. A preoccupare è invece l'andamento dei ricoveri. Attualmente in azienda ospedaliera sono ricoverati 27 pazienti, 22 non vaccinati, 6 in terapia intensiva, 15 in malattie infettive, 3 sono donne incinte non in situazioni preoccupanti, 3 bambini, il più piccolo dei quali ha 7 anni. È una situazione non certo stabilizzata, da una parte sembra che i nuovi casi stiano diminuendo, dall'altra però stanno aumentando i ricoveri in terapia intensiva. Quindi attenzione, ripeto, i ricoverati sono quasi tutti senza vaccino. Solo a fine estate si potrà godere dei primi benefici dell'effetto Green Pass, spiega il numero 1 di Via Giustiniani, che un dato continua a guardarlo sconsolato. Se diminuisce il numero totale dei contagi, aumenta a Padova quello dei tamponi positivi, passati dall'1,8 al 2,7% dei totali in una settimana, tutti da variante Delta. Ed è il momento di pensare alla terza dose di vaccino anti-Covid per gli anziani delle case di riposo. A chiederlo l'Uripa, l'Unione regionale delle case di riposo, che ha appunto scritto una lettera al ministro Speranza. Feste di fine anno con vaccino nelle case di riposo di tutta la regione, le prime a essere rientrate nel piano di copertura dopo l'arrivo delle dosi di Pfizer. Da allora sono passati più di 8 mesi e chi gestisce le residenze per anziani li ha ben chiari i tempi. Il Green Pass vale 9 mesi, il tempo sta per scadere. Per questo Roberto Volpe, presidente dell'Uripa, l'unione che riunisce il 95% delle RSA in Veneto, ha preso carta e penna e scritto tra gli altri al ministro Speranza e al commissario Figliuolo, interrogandoli sulla terza dose per le persone più fragili. Noi abbiamo semplicemente detto pensateci, perché noi una quarta, quinta ondata ormai abbiamo perso anche la numerazione, non saremo in grado di reggerla, e che non capiti ancora una volta che ci si accorge che la terza dose poteva essere utile quando magari abbiamo già gli ospiti potenzialmente contagiati. Un appello caduto nel vuoto per ora, ma la preoccupazione resta alta, suffragata da uno studio pubblicato a fine luglio dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che segnala una recrudescenza dei casi di Covid da variante Delta tra gli anziani ricoverati nelle strutture. Il pensiero va al febbraio 2020, quando la pandemia si fronteggiò così. Queste sono le mascherine che usavamo nel 2020 a marzo, sono fatte con la carta da forno e gli elastici delle mutande, perché nessuno ha pensato di mettere sotto protezione la RSA.
non vorremmo trovarci ancora in questa situazione. La situazione per ora nell'RSA è di tregua armata con la spada di Damocle della mancanza ormai cronica di personale, soprattutto di infermieri. Siamo in tregua, è una tregua. In questo momento i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono comunque stremati da questi 18 mesi. Lei considera che anche per la carenza del personale stiamo veramente facendo fatica a darle ferie a questi ragazzi che sono stati per 18 mesi al fronte. Meno di un mese alla ripartenza della scuola, l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, mancano 1200 aule per garantire il distanziamento, ma il Ministero ha stanziato fondi aggiuntivi e riusciremo a riaprire in sicurezza. In Veneto, grazie al decreto Sostegni bis, arriveranno oltre 27 milioni di euro per l'acquisto di dispositivi di sicurezza, strumenti di didattica e per adattare gli spazi degli istituti in modo da garantire lo svolgimento in sicurezza delle elezioni. Suono della campanella il 13 settembre per il nuovo anno scolastico che tutti auspicano sia in presenza al 100% il più possibile in sicurezza. La vera novità sarà quella del Green Pass obbligatorio per il personale docente e ATA. Coloro che ne saranno sprovvisti vengono considerati assenti ingiustificati e dopo 5 giorni verranno sospesi dal servizio senza stipendio. Le polemiche non mancano, anche se alla fine in Veneto sembra siano rimasti pochi insegnanti non ancora vaccinati. Quanti esattamente però ancora non si sa, visto che la privacy impedisce all'ufficio scolastico di incrociare i propri dati con quelli dell'anagrafe vaccinale. Si dovrà quindi attendere il 13 settembre per vedere sul campo quanti non esibiranno la certificazione verde al preside. Sul fronte organici, dopo le 4.000 nomine in ruolo di questi giorni e le 16.000 supplenze che dovrebbero arrivare per fine mese, l'anno scolastico dovrebbe cominciare a regime. Stanziate dal governo risorse sia per organico aggiuntivo che per gli spazi necessari a garantire il distanziamento. Il ministro Bianchi ha messo a disposizione risorse anche per il Veneto per risolvere il problema. Abbiamo oggi circa 1200 classi in tutto il Veneto mancanti, ovvero la composizione delle classi è magari di 24 ragazzi, pensiamo alle scuole superiori, 22, 24, 25 ragazzi, i distanziamenti nel luogo fisico previsto non sono rispettati e quindi c'è bisogno di andare altrove a recuperare delle classi. Vuol dire anche avere messo delle risorse per moduli che pro tempore possono diventare utili per le classi o affittare altri luoghi. Sul fronte trasporti le prefetture sono al lavoro per risolvere le criticità emerse alla fine dello scorso anno scolastico. Il CTS, perché noi dipendiamo dalle regole nazionali, non possiamo inventarle noi in salsa veneta, diciamo così, le regole sono che un pullman può essere occupato per l'80% della capienza. Questo pare essere sufficiente nei calcoli che le prefetture hanno fatto per garantire il trasporto. Ultra del Padova all'attacco dell'assessore leghista Roberto Marcato, una grande scritta con una frase fascista contesta le ultime dichiarazioni del politico padovano. Uno striscione fuori dallo stadio Appiani, lato via 58° Fanteria, con una scritta fascista in caratteri fascisti contro l'assessore regionale, il padovano Roberto Marcato. Autori gli ultras del Padova, che non hanno gradito un post del politico della Lega sulla morte di Gino Strada, di cui l'assessore veneto elogiava le virtù umane. I suoi seguaci non hanno però apprezzato e hanno commentato il pensiero sul profilo con frasi ingiuriose contro Marcato e contro il fondatore di Emergency. A quel punto l'assessore della Lega è intervenuto con parole dure come "via i fascisti dalla Lega", di qui l'evidente risentimento dell'estrema destra. Francamente non capisco questo attacco, visto che la mia posizione sui fascisti è nota da tempo. Sono molto sereno e sono profondamente convinto che nella Lega ci sono valori non negoziabili. I fascisti se ne facciano una ragione, ci ha detto al telefono Marcato. Ho sempre detto con fermezza quello che penso e non ho mai messo in discussione le mie convinzioni per un voto in più o per una carega. Credo che l'onestà intellettuale sia un patrimonio imprescindibile per un politico, ancora di più se amministratore. Da buon veneto mi sento assolutamente serenissimo. Sulla scritta apparsa allo stadio Appiani sta già indagando la Digos. 3 alpinisti bellunesi aprono una nuova via nelle Dolomiti d'Oltre Piave, la intitolano a Gino Strada.
La memoria di Gino Strada per sempre vivrà su una ripida parete di roccia alla nord-ovest di Cimagea, nelle Dolomiti d'Oltrepiave, che si affaccia sul Cadore ed è accessibile dalla Val Cimoliana. L'impresa, compiuta lo scorso luglio da 3 noti alpinisti bellunesi, Luca Vallata, Davide Cassolle e Giacomo Domenech, è stata dedicata al fondatore di Emergency, morto il 13 agosto scorso. Abbiamo voluto dedicare la via a Gino Strada perché tutti e tre in maniera assolutamente unanime riteniamo che sia uno degli italiani più importanti del nostro tempo, quindi ci sembrava davvero un gesto doveroso per mandare avanti la memoria, insomma, di Gino, di quello che ha fatto e della sua maniera di vedere il mondo e la vita. Aiutare le persone in difficoltà nel DNA di 2 dei 3 componenti della cordata, alpinisti e membri del soccorso alpino. Ci sta molto a cuore, secondo noi le persone che sono in difficoltà vanno in generale aiutate, quindi sebbene ci muoviamo in campi estremamente diversi abbiamo un comune denominatore, ovviamente non nelle azioni. Lui ha dato un contributo incomparabilmente più importante del nostro, ecco. Però insomma ci sentiamo vicini a livello sentimentale alle sue azioni, ecco. La scoperta di Cimagea, molto poco conosciuta, grazie all'amicizia fra Luca Vallata e Mauro Corona, che aveva parlato dell'esistenza di questa parete inviolata che lui stesso aveva tentato e che era stata nelle mire di un altro alpinista, Ignazio Piussi. Una perlustrazione prima, 2 giorni di scalata poi, il 6 e 7 luglio scorsi, l'arrivo in vetta. La via ha uno sviluppo di circa 600 metri, ha difficoltà fino al 7° e il A2 si dice, e ha una roccia di non buona qualità. Sul momento i 3 alpinisti non hanno pensato al nome adatto per intitolare la loro via, ma alla morte di Gino Strada la decisione è stata unanime, così come l'entusiasmo che l'ha accolta questo pomeriggio quando la notizia è stata diffusa via social. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al termine del TG alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci e buon proseguimento con i nostri programmi. Benvenuti al meteo. Alta pressione ben salda, il tempo sarà asciutto e stabile anche nella giornata di giovedì 19 agosto, sempre con clima meno caldo e afoso. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto prevale il bel tempo, tanto sole ovunque, con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche cumulo ma senza ulteriori conseguenze. Sulle Dolomiti un po' più di nuvolosità alternata a schiarite. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi, le massime invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato dappertutto, cielo sereno salvo per qualche locale addensamento sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 27-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nessuna novità di rilievo, anche qui tanto sole con qualche nuvola a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.